Ragusa, un gioiello barocco incastonato tra i monti Iblei. Qui la pietra racconta storie antiche, tra vicoli silenziosi, chiese maestose e sapori intensi. Iniziamo il nostro viaggio da Ragusa Ibla. È il cuore storico della città, con i suoi vicoli stretti, i balconi in ferro battuto e le chiese barocche che sembrano scolpite nella luce. Il Duomo di San Giorgio, con la sua imponente scalinata e la cupola che domina il paesaggio, è un capolavoro del tardo barocco siciliano. A pochi passi, i giardini Iblei offrono una vista mozzafiato sulla vallata. Silenzio, bellezza e aria di un tempo sospeso. Ci spostiamo ora nella parte alta della città, Ragusa Superiore. Qui troviamo la cattedrale di San Giovanni Battista, ricca di decori e spiritualità. Ma Ragusa è anche Scicli, perla poco distante, anch'essa patrimonio dell'UNESCO. È qui che si respira il barocco più autentico, tra palazzi nobiliari e atmosfere da set cinematografico. Non possiamo dimenticare Modica, patria del celebre cioccolato artigianale lavorato a freddo. Ogni morso è un viaggio nei sapori di un tempo. Parlando di cucina, a Ragusa i sapori sono profondi e antichi. Scacce, ravioli di ricotta con sugo di maiale, cavatieddi e dolci con il miele degli Iblei. Tra le meraviglie naturali, il castello di Donna Fugata spicca per fascino e mistero. Non è solo un palazzo nobiliare, ma un luogo di leggende e segreti nascosti. E adesso, la nostra pillola esoterica. Si dice che tra i corridoi sotterranei del castello si aggiri il fantasma della baronessa, imprigionata dal marito per gelosia. Alcuni visitatori raccontano sussurri, ombre e porte che si chiudono da sole. Infine, Punta Secca, con la celebre casa del commissario Montalbano. Un luogo che unisce fiction e realtà, bellezza e identità. Questa è Ragusa. Barocco, mistero, sapori e luce. Domani visiteremo Enna, un'altra provincia siciliana. Se ami la Sicilia, segui questa serie Ogni giorno una città, 10 meraviglie. E chissà, magari scoprirai proprio la tua prossima meta.